Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo su F1.22 e Fioi, importante novità, ho messo la mod per rendere normale i rettilini perché non si capiva veramente perché nei rettilini, perfino il mio compagno di squadra aveva 600 km/h di più veloce, è uscita la mod su Race Department, è una cosa che devono sistemare anche su... insomma come patch ufficiale, speriamo il più presto e niente, quindi abbiamo sistemato questa cosa, quindi ci sarà diciamo più bagarre nei rettilini e Liano scappa via. Siamo quindicesimi, siamo a Spa, mi piacerebbe fare qualche punto in una gara favorevole, però non sarà semplice ovviamente. Ok, abbassiamo il carburante e andiamo per la tappa 14, Gran Premio di Spa. Mentre inizia il giro di formazione, Francone. ogni pilota spera di poter trarre il meglio da questa gara. Il terzo pilota è Pronti a 21esimo, darsi siamo un po' il battaglia pilota degli scandali dall'inizio abbiamo. alla fine. Sempre Leclerc, che magari che in realtà fosse così forte, ma non è così, purtroppo. Verstappen 11esimo, probabilmente qualche problema con le penalità. Mentre le auto si preparano per la partenza, noi speriamo di assistere a una C'è gara tensione, emozionante, Beppe, c'è talmente memorabile da tensione. fare la storia del nostro sport. Ma perché non possono fare una mod telecronaca di Mazzoni? C'è uno sportivo in pista, c'è uno sportivo. Il grande Mazzoni, signori, il grande Mazzoni. Ok, siamo pronti. Le monoposto si stanno piazzando in griglia di partenza e siamo pronti a dominare il mondo. Vai raga, andiamo. Questa volta devo capire se possiamo anche alzare la difficoltà. Vai, buttiamoci subito all'interno, adesso che nella Spa è una gara iper favorevole. Dai Fioi! Stiamo attenti agli incidenti, ovviamente. Incredibile, mamma mia, dei decimi, abbiamo recuperato 5 posizioni. Stiamo attenti allo Rouge. Ha preferito non farla in pieno. Ma adesso guardate il rettilineo, ragazzi. Non è più un ballo di carnevale. Mamma mia. Qua l'ho rischiata, raga. Ok. Invece la posizione non ho voluto rischiare. Ripeto, in Belgio possiamo fare grandissime cose perché è una gara che amo. Non solo stare attento agli incidenti e sperare che il motore possa andare bene, ovviamente. Non abbiamo molta usura, perfetto. Avevo già delle grossissime differenze in rettilineo. Solo che siamo in zona point, questo è l'importante. Il cubo deve macinare punti. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Va bene, vedo sempre, cioè non c'è una nuvola, io poi spero che sta roba venga sistemata, o comunque c'è solo un bug di sta stagione, perché sennò veramente devo ricominciare, Giro record di Leclerc che si è appena ritirato nel Gran Premio di Francia. Si è ritirato dato un Adesso sei incidente. nella top 10, continua così. Errore clamoroso, l'ha anche ammesso il piccolo Charles. Ma pensiamo al nostro mondiale, bellissima, qua un esternazzo di una meravigliosità inaudita. Silenzio, il cubo è tornato. Ok, molto bene, molto bene. Qua ci supera, ma ci sta in scia, è più veloce di noi la McLaren, però di poco. Siamo tornati a livelli più accettabili veramente, perché era veramente inaudito. Dai, spingiamo come con la nostra Ardit GP. Belgio, ripeto, gara iper favorevole e le altre due iper favorevoli sono Monza e Messico. Là possiamo puntare a qualcosa di grosso. Ho sbagliato io. Mentre siamo contro Ricciardo che ci supera alla grande.
Bravo Ricciardo, ci ha superato bene. Ok, concentrazione. Non esaltiamoci troppo, raga, che poi facciamo le cappelle. Attenzione. Devo stare attento perché gli vado in bocca. Non voglio, no, meglio non rischiare. No, mamma mia, siamo là, siamo là, siamo là. Grandissimo Kuma, grandissimo sorpasso. Sorpasso sublime di veneziano. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di 1 secondo dall'auto davanti. Spingi Kuma, spingi. No, vado lungo. Vado un po' lungo, taglio, devo stare attento. Attenzione che il DRS qua. Ricciardo. Ancora lungo, ancora lungo. Non sti errori, Kuma, non sti errori. Non sti errori veneziano che poi li paghiamo. Nella meravigliosa Spa. Gara bellissima, una delle più belle del mondiale. Circuito vecchia maniera. Vecchia scuola. Dai Kuma, spingi. Molto bene, da che stiamo arrivando. Ok. Siamo a 2 secondi da Valterone. 2 secondi da Valterone Bottas. Molto bene, molto bene. Però abbiamo sempre Verstappen lì che sta rimontando e che non possiamo tanto lottare con lui, Sicuramente Max è più veloce di noi. Noi comunque non lo lasciamo superare, questo è poco ma sicuro. Ok, noi stiamo facendo il nostro ritmo, adesso va benissimo, stiamo anche guadagnando qualcosa su Valterone. Ho parlato un po' troppo. Verstappen è vicino però. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,8 secondi. Lo stiamo girando bene, sono soddisfatto. Ok. Oggi non è prevista pioggia. Mi piace. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci. Che per ora. bello. Adesso saremo tra il 10° e il 13° laps. La gara abbiamo anche il DRS, ce l'ha anche Bottas, ma siamo vicini. Siamo vicini, raga. Adesso non fanno più i fighi nel rettilineo. Mamma mia che bagarotto. Forse la Ferrari ha qualche problema perché la vedo un po' lenta.
Mamma mia che bagarre che c'è. Quella macchina ha fatto bei sviluppi. Mi sento. Leclerc ha problemi comunque, eh. Problemi sicuro per Charles. Ha fatto la tappa a tutti praticamente. Devo stare molto attento però. Dai, spingi come che lo prendiamo Leclerc che è in seria difficoltà. Charles il campione magari. Il primo della classifica mondiale. Ok, Charles è superato. Charles è superato molto agevolmente. Bella mossa, ben fatto. Adesso avevo ancora Valtteri che non riusciva a superare Valtteri, è incredibile. Valtteri show, ragazzi. Valtteri show. Crediamo che il sottoscocca sia un po' Ma dove? rovinato, ma niente di serio. Ma dai, ma stai zitto almeno. Sì, Il comunque, distacco dal tuo compagno Leclerc di ha problemi squadra è vistosissimi, ragazzi. 18,6 secondi. Ha perso 1000 posizioni Charles. Adesso siamo veramente vicini a Bottas però. Siamo vicinissimi a Fai Valterone. attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai Stai aderenza. buono, coglionazzo. Dai. Mamma mia, quello rischio di perderla. Un esternazzo che non riesce. No, so duro Bottas, di solito non è così forte nel corpo a corpo Valterone. In certi punti guadagniamo, in altri perdiamo purtroppo. Non è semplice. Però siamo messi bene, dai, siamo ottavi. Molto bene, vicinissimi ancora a Valtteri. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Non mi ho potuto spostarmi, se no erano cazzi. Però ho perso tanto. Comunque Leclerc ha problemi perché tutti l'hanno superato facilmente, invece Bottas faccio fatica perché comunque l'Alfa è ancora più forte rispetto a noi. Dai, spingi. Ragazzi, vediamo, cerchiamo di non aver perso, speriamo di non aver perso posizioni. Per il momento nessun ritiro, gara regolare. Comunque Verstappen e Hamilton tutti indietro. Ovviamente hanno appena fatto la sosta, non lo so. Veloci. Ok. Guardalo. La strategia di gara è completa. Adesso devi ottavi. finire la corsa con queste gomme. Ottava posizione davanti a Bottas, finalmente, davanti a Valtteri e godo. Con le gomme fredde però, infatti Bottas se ne approfitta. Bottas de culo se ne approfitta. Guarda come lotta Valtteri, mamma mia un po' lunghi. Bottas. Incredibile Bottas, se ne approfitta e ci supera. Presa i box. La perdiamo così. Lei dura Beppe, lei dura. Bottas ci ha superato bene purtroppo. Ha sfruttato le gomme fredde nostre e ci ha preso la posizione. Di nuovo Noni, peccato. Faccio una fatica all'inizio, madonna, con le gomme fredde, paurosa. Tutto invariato purtroppo, ma l'occasione c'è stata, non sono riuscito a approfittare
nella grande sosta ai box dei miei meccanici. Siamo fuori anche DRS, incredibile, non abbiamo un ritmo per superare l'Alfa Romeo, non me l'aspettavo. Qui, a Spa, sinceramente. Un secondo. Dobbiamo prendere il DRS a tutti i costi se vogliamo avere una chance. Quel valzer del pit stop è finito. Adesso giro record di Charles che sta tornando. Charles, purtroppo Charles sta tornando. E siamo in zona di DRS però. So cazzi le Valtteri adesso. Ok, bravissimo Kuma, dai. Che possiamo prendere la scia. Ok, il distacco da quella dietro è 1,5 secondi. Mi fa piacere. Ma stiamo rischiando. Ma voglio papparmi i Valtteri. Porca miseria, però troppe sbavature. Non è bello vedere Leclerc che fa i fastest. Dai però, dai. Qua è impossibile superare. Questa l'ho presa molto bene però. Attenzione, Bottas, prova. Qualcuno prova in una posizione difficile. Mamma Il diffusore mia. posteriore è danneggiato, noterai la differenza adesso. Ah, brutto errore qua. Adesso ho difficoltà con la macchina, però l'ho superato. Certo che veramente basta il minimo tocco e saluti. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 33,1 secondi. Era Bottas. Ma ancora, qua per la Bottas mi avevo venuto addosso, però dai. Vabbè. Abbastanza adesso qua me ne frego, sinceramente non mollo il piede. E vaffanculo. E ho anche il DRS, godo. Mamma mia che lotta, sembra Zonta Shumiakinen. Alla fine ne ha approfittato Ricciardo, incredibile. Ho problemi però veramente. Problemi non da poco, zio Ken. Il classico zio Ken comendiano. Non ci voleva. Ve la tengo molto meno adesso, Incredibile beffa atroce. Ci devo veramente fare i numeri per tenere la macchina. Dai però, come spingi sto catorcio infernale. Se ne sta andando Ricciardo. Mick Schumacher intanto. E anche Ocon fuori. Ocon e Schumacher fuori, incredibile. Due ritiri insieme. Che ormai è troppo tardi per la safety car, purtroppo. Purtroppo piloti dietro di me, questa è una gran sfiga. Siamo decimi, ci ha superato anche Charles, purtroppo. Due ritiri insieme e neanche uno davanti a me, incredibile. Però posso ancora fare il miracolo su Ricciardo. Non è impossibile, Beppe. Stiamo girando molto meglio negli ultimi giri. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri.
Stiamo spingendo bene a sto giro. Record di Max. Fastest di Max. Fastest di Max. Buono, buono, ci siamo, raga, ci siamo. Grande giro questo. Non devo rischiare. Devo tentare nel ritirino il miracolo. Se ne sta un po' andando, c'è d'altronde più veloce la McLaren di noi. Vai come, tira fuori le balle e superalo. Siamo un po' distanti, però siamo un po' distanti. Ci sto provando in tutti i modi, raga. Un giro e mezzo alla fine. Devo sfruttare i punti dove sono più veloce, ma chiude tutto Ricciardo. Il grande Ricciardo chiude tutto qua. Purtroppo ho il problema dei diffusori rotti. E si vede. Beh, non perdiamo le speranze. Comunque ce la possiamo fare. Bella gara per noi questa comunque. Mi ha fatto il massimo. Il mondiale si riapre, anche Leclerc qua perde parecchi punticini irridati. E adesso inizia il final lap comendiano. Vediamo se finalmente arriva il final lap comendiano. Siamo vicinissimi. Siamo vicinissimi. Siamo vicinissimi, raga. Sei all'ultimo giro. Siamo veramente vicini, Beppe. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Mi fa piacere. Buono. E adesso proviamoci. Siamo lontani a 5 decimi, siamo lontani. Questa l'ho presa molto bene. Poi però ho frenato troppo forse. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Vai l'esternazzo, mamma mia cosa stiamo rischiando. Qua c'è il sorpasso nel final lap comendiano. Mamma mia che sorpassone. Che sorpassone. Che sorpassone, Beppe. Grande culo. Stiamo attenti, portiamo a casa il 9° posto. Il carburante devo stare attenti, Siamo giusti col carburante oggi. Vince George Russell, vince Giorgione Russell. Un po' lungo. No, anche qua lungo faccio fatica adesso. Ma ce la facciamo, Oh yes, baby. 9° posto importantissimo. Sì. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Va bene. Ne ho un po' tante però a casa di gomme ormai, Molti avevano dubbi sulla loro vittoria qui a Spa-Francorchamps, ma ci sono... E God. I piloti si avvicinano. Guardalo, grande Giorgione, complimenti a lui. Noi però ci Diamo portiamo a un'occhiata casa alla 2 classifica punti piloti. Si importantissimi. accorcia la classifica tra la prima posizione e gli inseguitori. Dunque, Vediamo la chi classifica, vediamo definiresti il Leclerc miglior a più pilota di 37 giornata? su Max. Oggi Max Verstappen ha Costruttori, guidato dai. con una tranquillità invidiabile. Superata e una l'Aston precisione Martin, l'obiettivo davvero sarebbe campione. quello, stare È davanti stato lui il mio all'Aston preferito. Martin. Assolutamente. E passiamo ai